Sequestrate 350 tonnellate di pellet non certificati. Diventano quindi 700 le tonnellate che gli uomini della Guardia di Finanza di Padova hanno tolto dal mercato da inizio anno. Nell'ambito dell'operazione Guasta Provvista, nei mesi scorsi erano state requisite 350 tonnellate prive del marchio di qualità M+. Da qui un'ulteriore indagine ha permesso di scovare altrettanto materiale proveniente prevalentemente dall'Est Europa, non idoneo al mercato nazionale, che è stato quindi sequestrato. Ma non solo, tenendo monitorato il web e gli annunci di vendita di pellet online, gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a sequestrare 85 tonnellate di ecocombustibile di produzione estera, falsamente dichiarato conforme alle certificazioni di qualità, a due rivenditori attivi nella provincia di Treviso, entrambi denunciati all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio di commercio. Guai anche per una società vicentina che vendeva come certificato pellet sfuso, prodotto poi risultato privo di certificazione.